È stato presentato questa mattina nella sede dell'ASL 3 Serenissima Veneziana il restyling del portale internet dell'azienda sanitaria www.ausl3.veneto.it. Il nuovo sito sarà online dal 31 marzo 2023 e poggerà sulla piattaforma tecnologica e informatica regionale MyPortal 3. La demo è consultabile all'indirizzo di seguito nel link trovate l'indirizzo. All'incontro hanno partecipato l'assessore regionale alla sanità e al sociale Emanuela Lanzarin e l'assessore regionale bilancio, programmazione e all'agenda digitale Francesco Calzavara, insieme ai vertici dell'azienda sanitaria veneziana rappresentati da Massimo Zuin, direttore dei servizi sociosanitari, e a coloro che in Regione Veneto e nell'ASL 3 Serenissima hanno contribuito alla realizzazione del nuovo sito internet. La Regione del Veneto, nell'ottica di semplificare il rapporto tra pubblica amministrazione e singolo cittadino, da diversi anni mette a disposizione degli enti locali veneti un'infrastruttura digitale innovativa, MyPortal 3, a titolo completamente gratuita, che oggi è utilizzata da oltre 250 comuni. Ha spiegato l'assessore Calzavara. Partendo da questa esperienza abbiamo condiviso e creato su misura questo progetto dell'azienda sanitaria Serenissima per aprire la strada ad una condivisione del format con tutte le altre aziende sanitarie venete, creando così un'interfaccia unica e semplice, una navigazione intuitiva e facilmente accessibile a tutti, in tutti i portali, delle nuove ULS. Vogliamo definire uno standard unico per superare il sistema attuale basato su siti diversi. Il cittadino veneto deve avere la stessa esperienza di navigazione su tutti i portali del Servizio Sanitario Regionale. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.